Allora, iniziamo subito. voi iniziate subito, anche perché vedo che qui poi ci sono dei questionari da compilare, sì, quindi sì, non sì, vorrei... perché per noi è importante imparare Bene, bene, quindi e allora migliorare. con che cosa cominciamo questa didattica, diciamo? Con una canzone carina. Cioè, era molto bella, però volevamo un po' essere umili e quindi l'abbiamo fatta un po' più brutta così, Bravi, per bravi, tenerci un po' a profilo basso. bravissimi, per non dare nell'occhio. Vogliamo dire come si intitola? O Cosa anche cerco? cosa cerchi? Punto interrogativo? No, cosa cerco? Basta. Punto. Punto. Cosa cerco? Il pigiama. E allora scusa se ho interrotto il tuo risveglio. Credevo di viaggiare meglio, non è stata una conquista. Chi vuol davvero qualcosa l'acquista e forse sarà bello lo stesso. Puoi sempre dire che è sbagliato l'ingresso e ascolta, se non sai mentire, che è troppo facile guardarsi morire. E scrivi ancora parole dissacranti, scrivi che ormai siamo distanti, persi nelle nostre vite, persi a rincorrere mostri e formiche. Adesso sputa, hai masticato abbastanza per non confondere scelta e distanza, e credi d'aver sempre torto, ma l'abitudine è un metro distorto. Sai cosa cerco in te? Aiutami a scendere. Sai, dicono che la parte difficile stia nel cadere. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. È nel dettaglio che è nascosta la bellezza, l'inquietudine è certezza, che ogni frase è incomprensione, ogni parola macchiata d'errore. Fingo di capire me stesso, anche un semaforo mi guarda perplesso, e il verde segna la distanza, in ogni schianto c'è una stella che danza. Sai cosa cerco in te? Aiutami a scendere. Sai, dicono che la parte difficile stia nel cadere. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Sai cosa cerco in te? Sai, dicono che sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Sorride, la testa staccata dal collo, sorride perché ha perso il controllo. Grazie. Il pigiama. Questo primo pezzo decollato proprio, adesso scusate il gioco di parole, però era decollato. Beh, mi è piaciuta. Ti è piaciuta? Sì, Scusa, sì. non ci Scusa, vediamo, perché te vedo devo poco. venire un po' più avanti. Ti è piaciuta? Ciao. E però poi do le spalle al pubblico che si è messo Ragazzi. tutto, non capisco come, però diciamo in una prospettiva quasi Nietzsche, per guardarvi in questa situazione quasi da vetrina. Perché noi siamo più belli da lì, Siete più belli da quell'angolazione, loro lo sanno. È bene, bene, lo diciamolo anche per quelli che ci ascoltano da casa in streaming. Non so se vi è mai capitato di fare un concerto in vetrina, perché immagino avrete passate di cotte e di crude, ma in vetrina. Ma non in magari. vetrina, no. Certo, Grandi. che il pigiama in vetrina fa la sua bella figura. Sì, per quanto insomma i pigiami spesso e volentieri sono indumenti discutibili. Discutibili, però credo, se non ho capito male, che per questa Ren 3 c'è stato anche un disegno di pigiama nuovo o qualcosa del genere. Sì, lanciamo la nuova linea estiva. Estiva adesso Sì, la lanciate perché che siete così avanti, siamo avanti, che sì. sembra quasi essere indietro. Va bene, allora senti, con che cosa proseguiamo in questo cammino nel pigiama? Un omaggio allo scrittore Pierpaolo Pasolini, un brano molto introspettivo, Sì. ma che necessita di un'attenzione particolare perché va ascoltato intensamente. Abbiamo bisogno di un valletto per questo brano.
Non avete sederti, anche Fracco, vieni a fare il valletto. avete una coreografia eccezionale, c'è anche spazio qua, incredibilmente, si potrebbe fare. No, vieni dietro, tranquillo. Ah, proprio lì sul palco, ottimo. Io sono su, sì, perché, ma nessuna coreografia particolare in realtà, semplicemente reggerà il ritornello così cantiamo tutti insieme. Ho capito, tiene il cartellonista, diciamo, il cartellonista, per fare in modo che tutti si possa cantare. Così cantiamo tutti insieme. C'è proprio uno spartito. Nell'attesa di un karaoke globale, noi usiamo la carta. Alla vecchia, come si dice, guarda che bello. Perfetto. No, adesso. Ok, ci siamo. Si vede? Si vede, sì. Un po' lontano, io già non ci tiro, però. Non abbiamo i maxi schermi, però cercate, mettetelo in bella mostra. Ci attrezzeremo. Comunque siamo già un po' attrezzati. Va bene, vogliamo dare già un'indicazione per il titolo, che potrebbe essere poi una parola ricorrente nel chiaramente ritornello. sì, in onore di Pierpaolo Pasolini questa canzone si chiama Pasolini. Pasolini. Che in realtà non è scritto proprio, vabbè, poi lo diremo. Vabbè, non svegliamo niente, ascoltiamo il pigiama. Secondo te i paleantropologi si affidano all'istinto o all'istinto? Qui di solito faccio una pausa per vedere se qualcuno ride. Voi ridete perché era una battuta simpatica che non avete capito e questo mi rende molto triste. Una risatina adesso. La rifaccio così. Secondo te i paleantropologi si affidano all'istinto o all'estinto? E se inviti un vegano in casa lui entra? O preferisce rimanere sulla soglia? Anche io avrei voluto vivere nel 42, ma era libero soltanto l'appartamento di fronte al 45, interno 12, scala A. In un posto in cui ci si saluta per l'ultima volta, si sta d'addio. Se mentre piove lanci un dado e sei fortunato, ti ripari. Non capivi perché si chiamassero secchi anche se erano pieni d'acqua e perché si dicesse attentato anche quando riusciva molto bene. Il rapporto tra nazioni e allucinazione, tra compasso e compassione, tra agonia e agonismo. Muoio prima io, muoio prima io, muoio prima io, muoio prima io. Quando mi hai detto fuori i nomi ho deciso di mettere il citofono. Quando ad Aiaccio mi raccontavi che era tutto un cantiere per forza, con tutti quei lavori in corso, tutti insieme. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini, di Pasolini. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini, di Pasolini. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini, di Pasolini. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini, di Pasolini. Mi dicevi di avvertire un dolore al petto e io non capivo di che cosa lo dovevi avvertire, il motivo di tanta premura. Invece avevi mal di testa in aereo ed era quindi un dolore passeggero, soltanto un dolore passeggero. Ma se qualcuno appiccasse un incendio sulla marmolada sarebbe comunque un Dolomite. E comunque anche gli incendi ormai sono a rischio estinzione. C'era un cane pazzo, pazzo per la luna, la idolatrava, e una gallina in tribunale che non sapeva in favore di chi deporre. I coniugi rincorrendosi alla fine della messa sarebbero felicemente sposati e nei corsi di ginnastica dolce facevamo esercizi per il bacino. Pensavi di poter risolvere il problema dei rifiuti dando lezioni di seduzione a uno sfigato. Di che cosa parliamo quando parliamo? 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 Di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini, di Pasolini. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle, di Pasolini,
Pasolini. Ti piaceva rimettere a posto le tessere di piccoli puzzle di Pasolini, di Pasolini, di Pasolini. Il pigiama. Grazie al nostro Valletto, un applauso. Questo, quando il diminutivo diventa equivoco, potremmo dire a questo punto, quando il diminutivo